Un appuntamento ormai tradizionale, storico, importante nella pianura veronese, ma un appuntamento che ha una eco sicuramente veneto. 747esima edizione vuol dire tanti anni di storia, tanti anni di celebrazione di quella che è la cultura della comunità ovviamente agricola e della cultura agricola stessa. È un comparto strategico per l'intero territorio veneto. Sappiamo oggi che l'agricoltura ha costituito per anni, per decenni, per generazioni il pilastro fondamentale dell'economia del nostro paese e della nostra regione, quindi noi anche dalla Fiera di Bovolone dobbiamo dare continuità alla storia e alle tradizioni, all'innovazione e alla tecnologia, che oggi sono anche i nuovi strumenti della contemporaneità che aiutano i nostri contadini, i nostri agricoli, ricordando che loro sono i veri custodi dell'ambiente, coloro che amano il territorio, lo custodiscono e che ci fanno arrivare sui nostri piatti i prodotti di qualità, i prodotti di eccellenza di cui dobbiamo andare sempre orgogliosi, ricordando sempre che qui in Veneto e a Verona si produce l'agricoltura di qualità. Quindi un grosso in bocca al lupo a questa nuova edizione con nuovi elementi che metterà al centro anche la filiera agroalimentare, che non dobbiamo mai dimenticare, dalla terra si arriva poi ovviamente al piatto e al consumatore finale. Ringrazio la Regione per averci ospitato anche quest'anno a presentare la nostra storica Fiera di San Biagio. Ringrazio tutto il Consiglio nella figura di Alberto Bozza, il Presidente, perché per noi è un onore essere qua oggi in questo bellissimo palazzo. Sì, presentare 747 anni di fiera. Come è stato detto, la storia, la tradizione, la cultura e il rispetto dell'ambiente e della terra. Questo ce l'hanno insegnato i nostri avi, i nostri nonni, che dalla terra arriva la vita e quindi, come è stato detto, portare avanti questa importante tradizione, tramandarla ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, il rispetto arriva dalla terra, perché la terra poi porta alla famiglia e quest'anno vogliamo valorizzarla proprio con l'agroalimentare, proprio per far vedere il prodotto finito che arriva dalla terra e quanto è importante questo prodotto. Come è stato detto, da questa filiera corta, perché dobbiamo apprezzare i nostri prodotti fatti in casa e quindi un programma bello intenso e importante. E vorrei ringraziare gli organizzatori e Studio Grandi Eventi per aver creduto anche quest'anno in questo importante evento. Ringrazio tutta la mia squadra, la mia amministrazione, perché l'impegno è tanto, perché qua c'è veramente tanto volontariato, ma un grazie particolare vanno a tutte quelle aziende che anche quest'anno hanno creduto in questo grande progetto, perché aziende che tutti i giorni sono impegnate per portare avanti i loro obiettivi e tutte le famiglie che lavorano con loro hanno voluto dare un contributo a questo importante evento. Vi aspettiamo dal 31 al 3 di febbraio, che 3 febbraio tra l'altro ricade con il Santo Patrono. Quest'anno ci siamo dedicati tantissimo al discorso dell'agroalimentare, perché, come già detto, vogliamo tantissimo che venga portata avanti la filiera corta, cioè dobbiamo aiutare l'agricoltore a produrre e che i nostri raccolti rimangano il più possibile all'interno delle nostre zone locali. Quindi vediamo che anche le aziende di trasformazione si stanno impegnando ad acquistare direttamente dalle nostre aziende agricole la materia prima per poi essere trasformata in un prodotto da mettere sulle tavole e deve essere un prodotto genuino, come siamo certi. Questo è l'impegno che noi come mondo agricolo vogliamo per le nostre aziende. La fiera sarà una fiera per tutti, quindi da un punto di vista di professionisti del settore ci sarà una vastissima area espositiva con tantissimi mezzi agricoli da parte delle aziende appunto del settore agricolo e un padiglione enogastronomico dedicato all'agroalimentare, quindi con tantissime attività. Ci saranno invece per bambini e famiglie una fattoria didattica, un treno turistico per le vie del centro e un ampissimo Luna Park. Per la parte convegnistica ci sarà un'area interamente dedicata nella piastra polivalente con tantissimi convegni del settore, anche in collaborazione con la Fiera Agricola di Verona e non solo, tantissime associazioni di categorie del settore agricolo. La grande novità sarà questo padiglione in cui una trentina di espositori selezionatissimi,
quasi tutti del territorio e quasi tutti a chilometro zero, daranno il meglio di sé, non soltanto a livello di proposta, di vendita, ma anche visiva, nel senso che all'interno del padiglione ci sarà un palcoscenico in cui loro stessi si esibiranno e presenteranno al pubblico quello che fanno facendolo vedere materialmente, una specie di show del gusto prolungato per tutti e 4 i giorni. Ma in quel padiglione ci sarà anche un'altra importante opportunità per i ristoratori e per gli addetti ai lavori professionali. Verrà presentata Acquolina, che è un'app sviluppata da Confcommercio Verona, Verona App, con il contributo delle Camere di Commercio di Verona, in cui si troveranno non soltanto i ristoranti di Verona, ma anche la possibilità di prenotare e soprattutto conoscere la disponibilità dei posti. Perché è importante? Perché ci saranno i ristoratori, ci saranno gli albergatori e quindi si creerà una sorta di B2B all'interno della fiera di San Biagio, che rappresenta un altro evento un po' novità per quanto riguarda la fiera. Poi ci saranno anche gli show del gusto con il mandorlato, con altre produzioni tipiche che insomma richiamano, diciamo, con la loro bellezza, il loro impatto, il loro fascino, richiamano sempre un sacco di gente, e quindi vi aspettiamo anche quest'anno.